dopo il suo sermone, in cui vi spiegherà appunto perché per voi infedeli è previste pene incredibili, pene incredibili, avrete un momento appunto di dialogo con lui e con Burawi, dopodiché cederemo la parola al neoaggregato Piero Villotta, perché ha le cronache di Borgo Stazione da sintetizzare in un servizio televisivo che è abituato ai tempi dei servizi televisivi. Dopodiché incombe un pesantissimo comizio dadaista di Roberto Muradore, che in 3 minuti ci spiegherà perché è vero, inoppugnabile, ineluttabile, dobbiamo lottare per contrastarlo, che gli immigrati ci rubano il lavoro. Però il finale a sorpresa promesso, che è responsabilità civile e penale di Rocco Burtone, e infine, dopo Rocco Burtone, quando ci avrà scioccato, dadaisticamente parlando, vogliamo ammirare cosa tu con le tue manine hai preparato per noi. Poi ci devi spiegare anche che questo non è cibo acquistato così take away, è stato preparato per voi. Per cui scusate se mi sono dilungato, Shadat Hossein è tutto per voi, un applauso. Benvenuti voi, sono orgoglioso, sono contento che è venuto a trovare. Io da 97 in questo paese, sempre Udine, lavoro sempre alla stessa punto, per cui tante cose si stereo come siamo stranieri, se comunque con carta cittadino italiano, però gente guardano come stranieri. Questo qua è vero, però io sono un po' diverso cosa significa? Io, musulmano, vado funerale di cristiani, io vado chiesa, resto moschea. Io con lavoro tutti, io faccio mio fede, perché Dio mi conosce mio dentro, esterno. 2 cose diverse. Io vorrei vivere insieme con tutti i cittadini, essere tondo me, siamo felici. Grazie Shadat. Ancora grazie, sei venuto bene. Ci farà un compendio dell'Islam in 5 minuti. Provocatelo, chiedetegli appunto se noi, io per esempio, io sono cristiano, no? E sono considerato dal musulmano diverso, un nemico, qualcuno da combattere, bisogna fare la jihad contro di me? No. La jihad non è femminile, è maschile in arabo comunque. Io sono proveniente dall'Algeria, vengo dal Nord Africa, quindi siamo a 20 minuti di aereo da Cagliari. Se vogliamo fare la jihad la possiamo fare con le fionde, con i sardi, siamo a 2 passi, non abbiamo bisogno di cannone, sono a 2 passi di noi. E ogni tanto in moschea San Rocco faccio la cerimonia, diciamo, la Falimeni la traduco dall'arabo all'italiano, perché io contesto il fatto che dicono in italiano, in moschea si parla solo arabo, ma questo qua è veramente una bugia. Perché siamo circa 18 cittadinanza, l'unica lingua che ci unisce è l'italiano, quindi io non parlo la sua lingua. Poi abbiamo ragazzi della Bosnia e Herzegovina, abbiamo gente di tutta la fascia del Sahel africano, tipo Niger, Chad, Mali, Burkina Faso, tutti questi qua non parlano arabo, fratelli del Pakistan, dell'Afghanistan non parlano arabo. Quindi noi per non farli scappare dalla moschea dobbiamo tradurre, come una volta qua in chiesa si parlava il latino, si faceva la cerimonia, invece di fare in furlan la fanno in latino, quindi uno o due capisce, quelli che ha studiato, chi non la capisce non riesce a capire il prete cosa dici. Però è meglio, noi abbiamo un bel versetto nel Corano che dice non abbiamo mai mandato un inviato che non parla la lingua della sua gente. Che come fa a trasmettere se non parli la lingua della tua gente? Imam Piero. Questo ha un bel paio di scarpe, si poteva anche rubare. Ti abbiamo visto spesso
in questo luogo di perdizione chiamato Borgo Stazione. E abbiamo il sospetto che tu non ne abbia il minimo timore. No. Di fronte qua, in via della Rosta, c'era il negozio di Brinis, vendeva motorini, ve lo ricordate? Era di mio suocero. Io che mi sono sposato nel 70, però frequentavo la famiglia di mia moglie ancora da prima, ed ero grande amico di mio suocero che mi ha accolto in casa come un figlio, e ci stavo tantissimo. E mi sono sempre chiesto, tanti italiani se ne sono scappati da questo quartiere, perché è vero che sono arrivati gli stranieri, ma se ne sono anche andati gli italiani. Mio suocero se ne sarebbe andato? No. Non se ne sarebbe andato perché era un commerciante. Avrebbe venduto un sacco di motorini ai musulmani, ma proprio avrebbe avuto una clientela, cioè probabilmente avrebbe anche assunto qualcuno con gli stessi colori, le stesse, perché era un commerciante vero, non di quelli che pensano di avere una rendita nella bottega. Era un lotta. Pensate che in Italia per ogni 100 giovani fino a 14 anni, bambini di fatto, ci sono più di 273 anziani, over 64. L'indice di vecchiaia italiana è il più alto di tutti i 28 paesi dell'Europa, è pari al 173%. Però, badate bene, l'indice di vecchiaia relativo agli italiani indigeni è di oltre il 192%, mentre soltanto del 25,2% per gli immigrati. Cioè, in definitiva, per ogni anziano immigrato, over 64, ci sono 4 giovani con meno di 14 anni. Questo è il futuro. Nella nostra regione i residenti complessivi sono 1.215.000 e gli immigrati sono 110.000. Da ex sindacalista vi dico che il 15% dei lavoratori dipendenti, al netto di imprenditori, artigiani, che sono tanti comunque, il 15% dei lavoratori dipendenti in questa regione sono immigrati. Gli immigrati con il loro lavoro creano il 13% del PIL lordo regionale. Uno dice 13% dei lavoratori più dipendenti, più artigiani, più imprenditori, come mai creano soltanto, e tantissimo comunque, il 13%? Perché molto spesso, lo diremo dopo, occupano professionalità, posti di lavori umili e poco produttivi, ma necessari però, ma necessari. Tra l'altro, la presenza della comunità degli immigrati nella nostra regione, e anche a Udine, non è una presenza, come dire, temporanea, fugace, veloce, no, questi hanno progetti di vita qua, non altrove. Infatti molto spesso lavorano lavori umili, mal pagati, certo, tutti e 2 genitori, e hanno almeno 2 figli, e il loro futuro lo vedono e lo vivono qua. È un progetto di vita, è futuro per l'appunto, è futuro per la nostra comunità, è futuro per la nostra terra. Per i numeri che ho dato, non per le opinioni che ho espresso, ben poche, secondo voi gli immigrati sono un problema o un'opportunità? Rocco? Oggi voi con me parlerete dell'emigrazione, come ha fatto un muratore prima, ci darete la vostra opinione e alla fine dovremo tutti insieme dire qualcosa su questo argomento. Per darvi un esempio di cosa dovete dire, perché dovete sempre essere condotti per mano, uno non deve essere mai libero di dire le cose che pensa. Farò un esempio. Titolo: l'emigrazione a Udine. Quindi questa la manderemo al sindaco Fontanini.
da 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 di da 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 da. Questo no, comincio dalla le signore prima, no? Da 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 da. Però ecco, questo è un dialetto, per esempio, siete accorti, no? Perché ma è bello, no? Se volete parlare anche altre lingue va benissimo. Du? Da. De da da. Do. Da da do da do. No. Do. Do. Da da da. Andiamo. Da 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 tu da da da. Da da. Da. Da 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 da. No, no, da 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 da. Da do da do no. Da da. Da da da. È già finita, però adesso facciamo il coro finale e lanciamo questo messaggio. Vi prego, non lanciamo messaggi di pace, di fratellanza. Cioè, abbiamo le palle girate con tutto quello che sta accadendo. Quindi esprimiamolo senza gridare, col dada. Va bene? 5 secondi bastano. Partiamo? Da 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 da